Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico nella giornata di lunedì 5 ottobre. Le sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, WIL Trasporti, UGL Trasporti e FAISA CISAL hanno decretato lo stop, con macchinisti e capitreno pronti ad incrociare le braccia per 24 ore, con tuttavia la garanzia delle fasce orarie servite dai mezzi pubblici dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, lungo le linee della rete di competenza FER, Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Modena-Sassuolo e Parma-Suzzara. Disagi conseguenti allo sciopero potrebbero verificarsi anche in relazione alla possibile soppressione dei treni TPER che circolano sul servizio regionale delle linee della rete RFI, Ferrara-Ravenna-Rimini-Pesaro, Ferrara-Bologna-Imola-Rimini, Bologna-Parma-Milano, Bologna-Poggio-Rusco, Bologna-Porretta Terme e Modena-Mantova. Sciopero che non coinvolge il personale del settore automobilistico, saranno quindi regolarmente in servizio bus e corriere TPER nel bacino di Bologna e Ferrara.